Angelica, Carmen, Elga, Ines, Nora, Senia. Le ho amate tutte per un'ora o per sempre. Alcune con grazia, altre con irruenza, altre ancora le ho solo immaginate. Senza di loro non sarei stato io. Sono storie d'amore, sono incontri di un istante, sono figure femminili indimenticabili. E non importa che siano realmente esistite o che emergano da qualche capolavoro della letteratura. Il loro fascino riemerge in queste pagine in cui insieme al maestro sorridiamo, desideriamo e ci innamoriamo. Di Angelica dicevamo, di Beatrice, di Elga, e pur di conquistarle l'uomo è pronto a tutto, anche andare in bicicletta mentre diluvia o venire malmenato da un lanciatore di coltelli. Tutto per fare i conti con i temperamenti, le voglie segrete e i sogni diversi per ogni donna nella letteratura come nella vita. Sono loro, dicevamo, le protagoniste del nuovo libro dello scrittore empedoclino Andrea Camilleri, già in libreria. Queste donne sono viste da un Andrea Camilleri in carne e ossa, prima di diventare lo scrittore più amato d'Italia. È il ragazzino timido che scopre il piacere di raccompagnare a casa una compagna di classe, magari tenendola per mano. È il 17enne che di fronte al volto intenso e tenero di una diva del cinema scoppia in lacrime e decide di abbandonare la sua terra. È il giovane che in piena notte corre ad Agrigento in bicicletta sotto il diluvio per raggiungere una statuaria bellezza tedesca ossessionata dall'igiene. È il marinaio improvvisato che nell'estate del 43, durante un bombardamento, soccorre una bambina e grazie al miracolo di un abbraccio riesce a dimenticare orrori e distruzione. E questo e tanto altro il Camilleri che in un solo colpo ci regala un'autobiografia d'amore e una raccolta di indimenticabili storie. Un intimo giocoso catalogo delle donne che nel corso dei secoli gli uomini hanno di volta in volta amato e odiato. Un viaggio di scoperta della seduzione, del sesso e di quel formidabile, irrisolvibile enigma che è l'universo femminile.